Eccoci qua, ogni promessa è debito, come ma si dice? Chi c'è? Meglio tardi che mai, vabbè, che c'è? Ma loro già lo stanno vedendo, già stanno con le dita sui tasti del telefono, perché è arrivato il nostro super ospite, un grande amico ma un grandissimo artista, Rosario Miraggio. Buongiorno a tutti quelli che ci ascoltano e che ci guardano oggi. Rosario, i nostri amici ci stanno letteralmente martellando, in senso buono, da quando abbiamo iniziato il programma, tutti i giorni, ma quando viene Rosario Miraggio, poi a un certo punto non ce l'abbiamo fatta più. Settimana scorsa ti abbiamo chiamato proprio live in diretta col viva voce e finalmente, per la gioia loro, ma anche stamattina la trasmissione iniziava alle 10, hanno cominciato il 9. Pensa, gente mi ha chiamato a casa. Ma guarda, per me è solo una cosa importante, perché la gente, ecco, come dice la canzone che sta in sottofondo, la gente mi va bene, quindi è una cosa gratificante per me ricevere tutte queste belle dimostrazioni ogni giorno. Quindi ringrazio le persone che mi richiedono e che mi vogliono bene. Alla grande. Noi facciamo un attimo un tuffo nel passato, perché io poi mi sono messo a vedere un po' di cose su Wikipedia ieri praticamente, perché certe cose mi mancavano, no? La tua vita io sono partito un po' più avanti, io ti ho conosciuto, mo ti dico a te, ti ho conosciuto all'epoca ti ricordi Anna Pisco quando faceva 12:30 circa? Certo, sì. Tu andasti là e cantaste quella canzone. Anzi, salutiamola anche. E io là praticamente stavo là e vedevo questo giovane Rosario Miraggio che cantava "Per fortuna che c'è". Sì. Bellissimo. Praticamente era il che anno era? 2005-2006. E lì ho iniziato a conoscerti, quindi mi mancava un tassello della tua carriera, che è questo qua. Allora, lui inizia la sua carriera artistica di cantante napoletano all'età di 8 anni, duettando nel brano Io canto a te col padre Gaetano Tassero, Tassero, scusami, anch'esso cantante col nome di Franco Miraggio, e c'è questa canzone qui che io praticamente l'ho pescata su YouTube ieri, e ne voglio far sentire un pezzetto pure agli amici, perché si sente una voce tua piccola, sottile. Sì, ovviamente una voce da bambino, avendo 8 anni. Cioè, a 8 anni come si fa a cantare a 8 anni? Prodigio, un prodigio. In uno studio bello, a tempo, preciso. Ma noi ce l'abbiamo questa chicca qua, quindi ve ne facciamo sentire un pezzettino. Io canto a te. Io canto a te o io canto a te? Il titolo com'è? Napoletano o in italiano? No, è in napoletano. Io canto a te. Sentiamo. Fanno parte mia. E io sono contento che questa realtà, però pensa prima a studiare. Questa passione mia, ma pure tu stai a cominciare proprio come me. Questo feline voce già si conosce, tinta sto cuore vada mia da me. Questa voglia mia cantate, a tengo solo per t'assomigliare. Se tu che lo giocato lo più bello, che tengo solamente per pazziare. E sentendo te cantare, sentimento per pazziare, sono rimasto a te sentire e mi fatta ricordare un'emozione che papà non se l'è scordata più. Io volessi che per me o facessi pure tu. Mille cose voglio fare per cercare di accontentare. Ti prometto prima a scuola e farò pagare a te. Che acuto, Sì, già. Come mai sta cosa qua? Cioè, tuo padre come aveva capito che, diciamo, c'era una passione per la musica? Come mai si è creato questo Ma queste duetto? sono cose che vengono fuori naturalmente, ecco, non è che devi scoprirle o metterti lì a sentire tuo figlio, a farlo cantare. Sono cose che vengono fuori naturalmente. Io ho sempre cantato, anche se stavo a casa così. Ti sentiva canticchiare, quindi sì, anche se giocavo, solo per giocare, comunque cantavo, si sentiva già comunque l'intonazione, il modo di cantare che era
come dire, già come se fossi un professionista, anche se alla fine ero solo un bambino che andava a scuola come tutti gli altri. E com'era il tuo rapporto con tuo padre, al di là della musica? Ma bellissimo, io avevo un rapporto con mio padre a 360 gradi, cioè nel senso non è che era solo mio padre, ma era anche mio fratello, era di tutto, un amico. Un confidente. Sì, e soprattutto era un maestro, è stato un grande maestro della mia vita, anzi lo dico sempre, quando a volte dicono hai studiato, hai fatto, hai detto sì, magari ho anche fatto qualche cosa, qualche scuola di canto, qualche professore, tutto a posto, però la scuola più importante è quella della vita, soprattutto è stato mio padre che mi ha insegnato tante cose importanti, e poi le esperienze, ecco, la pratica è la cosa importante, cioè tutte le feste che ho fatto in questi anni, tutti i concerti sono cose che ti aiutano molto a maturare e ti arricchiscono il bagaglio culturale e musicale. Che bello. Poi ho letto un post in questi giorni alla festa del papà sul tuo profilo. Noi abbiamo avuto purtroppo la stessa sfortuna. Quando ho letto quella cosa, ti dico la verità, mi sono commosso come mi sono commosso adesso mentre mi parlavi di tuo padre, perché anche io avevo un rapporto di amicizia, cioè confidenziale, che andava oltre. È un rapporto che auguro a tutti i genitori di avere con i figli, perché secondo me non c'è cosa più bella di avere il rapporto che noi abbiamo avuto fortunatamente con i nostri genitori, ma soprattutto con mio padre, perché con mia madre a volte ho pure vergogna di abbracciarla, Federico, ma con mia madre tenevo un rapporto ma perché, è allucinante. Ripeto, sono esperienze e sono cose che non hanno prezzo. Cioè, se le vuoi comprare, nemmeno lo sceicco più ricco del mondo può aiutarti, perché ecco, non avendo più noi, purtroppo io mio padre, tu tuo padre, nessuno può ridarceli, però i loro insegnamenti sono veramente preziosi e io ancora oggi li porto avanti, come dire, non solo nella musica, ma anche nella vita privata, perché sono importanti anche i comportamenti, l'essere uomo prima dell'artista nella vita. Anche perché tu hai dei figli e quindi questa cosa qua ti insegna pure a fare il genitore e a comportarti in un... I principi, ecco, avere principi nella vita sono cose che sono fondamentali oggi, visto che negli ultimi tempi tante cose si sono un po' perse. E sicuramente Gaetano sarebbe fiero di te, ma molto fiero, ma perché non so se lo aspettavo quando ha fatto Canto Pezzo insieme a te, che poi succedeva questo boom incredibile. No, ma chi lo sa se se lo immaginava. Allora, lui, ti dico la verità, sempre, come ho scritto anche sul post che diciamo hanno letto ormai tutti, perché si sente. lui ha sempre creduto in me. Anzi, lui diceva che io ero predestinato a diventare qualcuno. Ho avuto solo la conferma, una conferma di quello che diceva. E quindi io ero un bambino, dicevo vabbè, che stai dicendo? Invece comunque, troppo bella, questa storia è troppo bella. Anzi, lui mi spingeva sempre, mi spronava e a un certo punto poi io gli dissi guarda, poi quando sarà più in là, che sarò più maturo, mi metterò con decisione a fare tutto quello che tu desideri. Purtroppo però Amore, sta avendo tante cose, fidati. Sì. Vedono tutto. Mi disse poi quando vengo dall'America voglio un po' mettermi dietro di te, voglio un po' seguirti e mi devi togliere tante soddisfazioni. Io, come ho scritto sulla fanpage, ci sono riuscito, ho fatto tante belle cose, credo di avergli dato tante soddisfazioni, ma ecco, mi sarebbe piaciuto molto di più fargliele vedere, sentire. Io sono convinto, però io fantastico. Magari sicuramente ti fa onore, però io sto quasi in silenzio ad ascoltarvi, veramente. No, è bellissimo, cioè una storia che veramente ti tocca. Sarebbe stato bello, ecco, vedere, sapere le sue opinioni, vedere cosa lui provasse in questi periodi, però purtroppo è la vita, Lo sai, credimi che ci sta. Tu sicuramente, ti capita mai che te lo senti addosso, magari pure un momento difficile, senti che comunque c'è un'energia addosso a te. È probabile che comunque me veramente c'è qualcosa oltre. Sì, è anche probabile che tante cose ti sono state proprio mandate dal cielo.
Assolutamente, bravo, sicuramente c'è anche il loro supporto. Poi a un certo punto diamo spazio anche alle telefonate. Poi a un certo punto nel 96 riceve da Mario Merola il premio come miglior voce emergente in un concorso tenutosi al Teatro delle Palme di Napoli. Tu te la ricordi questa cosa qua, sincero? Certo che me la ricordo, perché tra l'altro questa manifestazione fu organizzata da un altro diciamo grande amico della musica napoletana, che non so se lo conoscete, ma si chiamava Salvatore Amendola. Io venendo qui da queste parti, lui abitava qua ad Arzano. I cazzi della vita. Sì. Fece questa bella manifestazione non più di una volta, e in una di queste io vinsi come miglior voce emergente e fui premiato, ecco, da Mario Merola. Fu una bella soddisfazione, una grande emozione che, nonostante è passato tanto tempo, io comunque la ricordo con molto affetto. Sono cose che ti segnano. Invece nel 2004 viene pubblicato il suo primo album Amore in 3 parole, che segna la svolta nella sua carriera, e poi andiamo al 2006. Cioè 2006, 2006 esce il secondo album, che si chiama Io canto a te, in cui canti 9 brani in questo di tuo padre, quindi un omaggio tutti i brani di mio padre, che visto che tanti amici era comunque l'inizio che avevo perso mio padre, dicevano dai, facciamo qualche omaggio per tuo padre, cantiamo qualcosa di suo, ecco, non dimentichiamoci, ricordiamolo, e facemmo questa sorta di come dire, di riarrangiamento anche dei suoi dischi e delle sue canzoni precedenti, che risalevano più o meno a che data? Cioè lui, quando questi pezzi qua... Ma abbiamo un po' preso, ecco, vari pezzi di vari dischi, quindi abbiamo preso quelli là più gettonati, tra virgolette, quindi poi ho fatto io il mio riarrangiamento, il mio, come dire, riadattamento. Ci ha messo del tuo. Bellissima questa cosa, perché riportare in vita un artista di altri tempi. Erano poi gli inizi sia della mia carriera e sia purtroppo della sua scomparsa, e ritenemmo opportuno fare questo omaggio. Prima di arrivare all'anno, secondo me l'anno proprio l'anno che tra virgolette ti ha proprio lanciato, perché io quest'anno qua non me lo dimenticherò mai, cioè dove andavi, sto pezzo qua veramente era un tormentone incredibile. Mi devi spiegare, no, com'è nato il sodalizio con Chicco D'Alessio, che poi come tutti sanno è tuo cognato, cioè com'è successa questa cosa qua? Io sono curioso, te lo volevo chiedere da vicino, cioè, ma io non ho mai fatto un disco che non ha fatto Chicco D'Alessio. Ah, da sempre? Quindi... Sempre, sì, ecco. Anche prima. Cioè, allora non lo sapevo, no? Il disco del 2006. Allora, prima di quello che poi feci, le canzoni di mio padre, era sempre registrato da Chicco D'Alessio. Già collaborato. Sì, Amore in 3 parole, lo feci da Chicco. Poi facemmo, questo omaggio per mio padre, che era un'altra cosa, quindi gli arrangiamenti furono di Gino De Nicola, ma era un'altra cosa, non erano le mie canzoni inedite. Quindi i miei inediti, i miei dischi poi comunque le ha sempre fatti, quindi Checco già lo conoscevo da parecchio, grazie ad un amico in comune. Ci incontrammo nel 2006, ecco. Perché poi ti dico la verità, non è esatto. Qualche errore. Non è esatto, perché il primo disco è stato registrato nel 2005 e fu pubblicato nel 2006. E nello stesso anno feci... Ah, ecco, quindi no, 2007. Feci I Canto a te. Ah, ho capito. Ah, ok, ho capito. Poi nel 2007 c'è questo... quest'altro progetto discografico, però qua eravamo forti della canzone Male. Infatti questo è il pezzo che vogliamo, e non solo perché pure La Macchina 50 che è diventata paradossalmente poi, che fa fatto parte del era un pezzo che veramente sì, no, ma a parte quello è stato un pezzo molto cioè, io andavo sulle feste le numerose feste che io facevo, non è che per esempio dicevo vabbè subito parte canta male e poi no. Cioè, non canta male mai, nel senso canta male assolutamente. Cioè io se non cantavo La Macchina 50 non te lo facevi, assolutamente, non me lo facevo niente. Sì.
Bellissimo. E ricordiamo che quel periodo era il boom delle macchine 50. cioè sì, era- sì, sì. Pensa che lui lanciò la macchina 50, la lanciò lui a Napoli. Mi ricordo pure che il. È perché era l'inizio che si stava portando. cioè, che non, ecco. non esistevano ancora, l'ha lanciato lui, veramente. ha Sì, fatto sì, da- sì. Allora, avvertita questa cosa, noi facemmo la macchina 50. Ed è stata una grande furbata. Allora, noi stiamo sentendo un pezzettino della macchina 50, alziamo un po' il volume. Pochi Sì, giorni sì. è il tuo compleanno. Ah, tu sai tutto questo? 27 marzo, sì. Ah, questa non la sapevo questa cosa. Ah, Comunque, riferendomi alla macchina 50, pur essendo una macchina 50, non può capire quanti chilometri ha fatto.